Oggi è la giornata internazionale per la sensibilizzazione alla lotta contro le mine antiuomo, indetta dalle Nazioni Unite. Gli ordigni bellici inesplosi rappresentano un reale pericolo in molti paesi come l'Afghanistan, la Repubblica Democratica del Congo, il Sudan e la Cambogia, soprattutto per i bambini, che rappresentano più di un terzo delle vittime.